Dave è arrivato. Notte, sto arrivando. Ciao Dave. Ciao Aaron, tutto a posto? Sì, mi sento molto carico questa notte. Bene, così ti voglio, amico. Ok. Ehi ragazzi, è ancora valida la proposta per stasera, perché, beh, ci sono anch'io. Ma che cavolo sei? E togliti dalle palle. Che vi succede? Ma chi sei, scusa? Come chi sono? Sono James. James. Ero qui poco tempo fa, ho parlato con te. Tu avresti parlato con me? Ma che ti sei fumato? Ma cosa che mi sono fumato? Dave, ma te l'hai fatto proprio stamattina, per la festa, per la tua festa. Non ti ricordi? James. Ora ricordo un James, poverino. Ridotto proprio male, quel ragazzo. James? È vero. Ma James ti conosco io, non si vede un bel pezzo. Dai, lasciami stare, vada. Come? Si stanno dimenticando di me. No, James! Non sono gli altri che si stanno scordando di te, ma sei tu che non hai preso il tempo a tua disposizione. L'hai capito questo? Rifletti su questo. Ma come fai a sapere il mio nome? Io sono il dio della tua illusione. Illusione. E ora vieni con me. Bentornato James. Ma chi sei tu? Che ci fai tu nel mio mondo? Ma che posto è questo? Perché mi trovo in un bosco? L'albero rappresenta nel miglior modo possibile la vita terrena. Questi rami rappresentano la scelta della vostra vita. E voi? Togliete la vita a loro saggi, per i vostri sprechi. Molti di questi alberi sono vissuti talmente tanto da capire, da comprendere come voi sprecate nella vostra vita il tempo, che è prezioso per voi, per voi. Ma io? Che c'entro? È che non ti rendi conto di un cazzo. Hai sprecato il tuo tempo. Agli altri non hai mai dedicato nulla. E la conseguenza qual è? Questa tua solitudine. Ti trovi solo, James. Sei solo. Perché vuoi tu essere solo. Sì, perché tutto quello che ho mi sembra inutile. James, ricordati, vivi in un'epoca dove tu hai delle persone e delle cose da non sottovalutare. E tu? Perché sei qui allora? Perché quel mondo non mi apparteneva. E tu hai la possibilità di non essere solo. Dà alle persone vicine a te tutto te stesso e riceverai una serenità mai sentita prima. Ma tu lo sei? Certo, perché il tempo non risparmia nessuno e io ho voluto intervenire nella vita degli altri partendo da te. E ora, se vuoi scusarmi. Ora io credo che il tempo trascorso è perduto. Non mi resta che andare avanti. As we live and learn, a broken promise. I was not honest. Now I watch as tables turn. E ora? Aspetta!